In Consiglio Comunale si tenta di trattare lo spinoso tema della riduzione delle indennità di sindaco e dei componenti della Giunta, ma i consiglieri di maggioranza fanno mancare il numero legale e la seduta salta. È ciò che è accaduto ad Agrigento all'interno di Aula Sollano. Se la scorsa tornata di consigliere ha concluso il mandato tra gli scandali di Rimborsopoli e Gettonopoli, questi consiglieri di opposizione ovviamente puntano l'indice contro lo stipendio di sindaco e assessori. Così ieri sera, dopo poco meno di 2 ore di lavoro, i componenti dell'opposizione hanno presentato una mozione chiedendo che venisse inserita all'ordine del giorno. In buona sostanza all'amministrazione la richiesta di sforbiciare significativamente le proprie indennità, che oggi sono al massimo consentito dalle norme. Quindi è giusto sottolinearlo, assolutamente secondo legge, ma ricevono gli stipendi più esosi che le norme prevedano. La richiesta dei consiglieri nasce per dare un segno tangibile ai cittadini, oggi alle prese con il pagamento di tasse esose, che potrebbero venire incoraggiati ad operare come protagonisti civici solo a seguito di un'esemplare diminuzione degli emolumenti della politica. Una scelta che, scrivono ancora i consiglieri, sarebbe comunque incoraggiata da quanto disposto dalla Corte dei Conti, che non ha mai parlato di indennità, ma che chiede comunque di ridurre la spesa complessiva dell'ente e sarebbe consona visti i tempi vissuti dalla città. Non c'è stato nemmeno il tempo di votare l'inserimento del punto all'ordine del giorno, che metà aula è letteralmente scomparsa, lasciando i banchi della maggioranza vuoti e facendo cadere il numero legale, all'improvviso, nonostante vi fossero altri punti da trattare.